Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera per iniziare. Abbiamo già pregato un po', ora lodiamo al Signore con la preghiera. Padre, in nome di Gesù veniamo a te e vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di essere qui insieme, per lodare e glorificare il tuo nome. Grazie per la vita dei miei fratelli che sono qui, benedici ognuno, ti prego di guidarci in ogni cosa, che il tuo nome, Signore, sia glorificato, che la tua parola possa cambiare la nostra vita, che tu possa, Signore, aggiungere altri nella tua presenza e che quelli che si sono dispersi, come il figlio prodigo, tornino alla tua presenza, perché sei il Padre amorevole, benigno e misericordioso. Continua con noi, aiutaci in ogni cosa, in nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Lodiamo al Signore. C'è un libretto per me, piccolina? Lodiamo al Signore con 14. Tanto ci sarà qui sullo schermo. Grazie, amore. Un saluto a chi è con noi su YouTube, che Dio benedica i miei fratelli. Stamattina abbiamo avuto anche la preghiera del mattino, una benedizione. E voi che siete con noi in diretta, vi salutiamo con la pace del Signore Gesù. 14. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltar. Il tuo dire trasforma, ristora, rende savio e fa prosperar. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuor, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendor. Parla, parla, Signore, che ascolto, col mio cuore, con tutta la fé, riguardando al glorioso tuo volto, che risplende d'amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore, di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendor. Parla, parla al mio cuore, puoi dire grandi cose, benigno Signor. Io son pronto, disposto a obbedire la parola del grande tuo amor. Benedetto il tuo nome in eterno. La Chiesa? Di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendor. Amen. Lodiamo ancora. Alleluia.
lodiamo con gioia il numero 221. Allora, lodiamo 220 subito dopo 221, uno dopo l'altro. Non so se c'è il testo di 220, ma avete il libretto, no? L'arma di guerra. Oh, soldati. 220 c'è? Non c'è, allora lodiamo 221. 220 è: ogni arma contro te certo non prospererà. Quando il nemico si abbatte contro te, egli non prevalerà. Alleluia. 220. Ma come non ha il testo, Priscilla provvederà il testo per la prossima settimana. Falla sapere, va bene? Lodiamo 221. Gloria, alleluia, me qua Gesù. Egli mi guarda, mi guida qua giù. Forte è il suo braccio, vivo in sua mano. Giungerò lieto al bel dimani. Gloria, alleluia, presto vedrò a faccia chi mi salvò. Vedrò il Signore come egli è. Gloria, alleluia, vivo per fede. Gloria, alleluia, santo è il Signore. 3 volte santo e ricco in amor. Vivo sicuro nel suo voler. Ricco di pace, ricco del ver. Gloria, alleluia, presto vedrò a faccia chi mi salvò. Vedrò il Signore come egli è. Gloria, alleluia, vivo per fede. Gloria, alleluia, con santo ardor. Voglio servire per grazia il Signor. Un dì nel cielo con Lui sarò. Presso il suo trono l'adorerò. Gloria, alleluia, presto vedrò a faccia chi mi salvò. Vedrò il Signore come egli è. Gloria, alleluia, vivo per fede. Amen. Possiamo dare gloria a Dio? Alleluia, Lui è qui con noi stasera. Alleluia. Per finire, (222), uno vicino all'altro, così si fa veloce. Ma non dimenticare che settimana prossima loderemo 220. Non temere a tu Chiesa di Gesù, in giustizia egli ti stabilirà. La tua tenda e padiglione sempre più il Signore allargherà. Che parola cantata, no? Una promessa. 222. Ho speranza nel mio cuore di andare presto a dimorare su nel cielo col Signore, alleluia. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurtà, eterna gloria l'alma mia godrà.
eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurtà, eterna gloria l'alma mia godrà. Su nei cieli vedrò il Signore che per me morì qua giù sulla croce con amore, alleluia. Quale gioia nel mio cuore, sì fra breve sarò allora, eterna gloria l'alma mia godrà. Eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurtà, eterna gloria l'alma mia godrà. Son sicuro che il Signore su nell'aria incontrerò, l'accappare nel mio cuore, alleluia. Ed allora il Salvatore questo corpo muterà, eterna gloria l'alma mia godrà, alleluia, eterna gloria l'alma mia godrà, con colui che per sua grazia mi salvò. Là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurtà, eterna gloria l'alma mia godrà. Quando giunto sarò in cielo, festa eterna farò allora, coi seguaci del Vangelo, alleluia. Al presente questo anello di trovarmi presto là, eterna gloria l'alma mia godrà. La Chiesa, eterna gloria, con colui che per sua grazia, là sarà tutto splendore, pace, gioia e sicurtà, eterna gloria l'alma mia godrà. Amen. Glória a Dio. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Vorrei invitare l'hermana Nemesis, la sorella Nemesis, per fare questa preghiera, chiedendo salvezza. Amen. E vorrei di già invitare la Chiesa per questa settimana prossima, che è la prima settimana, noi ci riuniremo per una settimana di preghiera. Amen? Tutte le sere saremo qua radunati in preghiera, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Finiremo venerdì nel culto di preghiera dalle 5 alle 6:30, come al solito. Ma durante la settimana entra in questo proposito. Tu che sei a casa, ti invito a entrare in questo proposito, a prendere impegno di preghiera in questa nuova settimana di questo mese di settembre. Se tu hai una causa difficile, se tu hai un problema, se tu si senti freddo, non hai voglia di servire più il Signore, di venire in chiesa, fa Satana rimanere vergognato e prendi posizione e dice: io verrò a questa preghiera, parteciperò in una settimana di preghiera per la mia vita spirituale, per la mia famiglia, per il mio matrimonio, per i miei figli. Non so qual è il tuo problema, ma la Bibbia dice che quella donna Sirofenizia è uscita e è andata da Gesù e ha bussato alla porta e ha detto: aiutami, sì o no? Io non so qual è il tuo problema, ma se tu hai qualcosa impossibile, io ho la soluzione. Se tu non hai trovato soluzione da nessuna parte, adabra shereminavia subria, io voglio presentarti una soluzione che si chiama Gesù. Lui è la soluzione. E la Bibbia dice che Lui non manda nessuno via. Anzi, la parola dice: tutti che verranno a me, di nessun modo li manderò via. Lui è così, con le braccia aperte, ti aspettando. Allora vorrei fare questa sfida, vorrei sfidare la Chiesa in questa settimana per rimanere in una settimana di preghiera. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 5 giorni di preghiera.
tutte le sere saremo qua in preghiera. Amen? Io ti invito a questo proposito. Fa pure, se tu vuoi, non voglio forçare nessuno, ma fa un digiuno. Noi abbiamo l'abitudine di fare quel digiuno che cominciamo alle 6 fino all'altro giorno. Fa un digiuno. Ci sono cose che soltanto con digiuno e preghiera. Amen? E questa chiesa è cresciuta imparando che la soluzione è Gesù, ma che il digiuno e la preghiera possono fare molto. Amen? Quindi muoviamoci in preghiera questa nuova settimana. Fratello è invitato a venire anche a partecipare se potrà. Se non può tutti i giorni, ma un giorno, 2 giorni, abbiamo bisogno di cercare il Signore in preghiera, perché Lui può fare tutto. Amen? Quindi vorrei invitare l'hermana, la sorella Nemesis, per fare questa preghiera, presentando ognuno che è qui, ma la sorella Edna, che sta passando una vale di infermità, Lucia, Arthur e altri. La Ruby, preghiamo per lei, amen, perché il Signore farà, in nome di Gesù. Buen Dios y Padre, gracias. Primeramente, Señor, porque tú nos permites estar reunidos en tu casa, Señor Jesús. Es propósito grande, Señor, el que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones estar en este lugar, Señor amado. Venimos, Padre, presentándonos delante de ti, Señor, con todas nuestras necesidades, Señor amado. Tú conoces, Padre, cada debilidad, cada enfermedad en medio de tu pueblo, Señor Jesús. Mis hermanos, Padre, que atraviesan una enfermedad, Señor Jesús. Mi hermana Lucía, Señor amado. Ruby, Padre. Mi hermana Egna, Señor. Tú conoces dónde está la dificultad, Señor amado, en sus cuerpos, Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo, Padre, pedimos, Padre Santo, recuperación, Señor amado. Pedimos, Padre, por esas enfermedades que atormentan, Padre, el cuerpo de mis hermanos, Señor. Así, Señor, por mis amigos, mis hermanos que nos han visitado esta gloriosa tarde, Señor amado, que tú has puesto en sus corazones, Señor. Has dispuesto, Señor, visitar este lugar, puerta del cielo, dice tu palabra, Señor. Derrama, Padre Santo, en ello gracias, Señor. Abre sus oídos espirituales, Señor amado, para que puedan escuchar tu palabra, para que puedan sentir ese toque, Señor, glorioso de tu Espíritu Santo esta tarde, Señor amado. Regala, Padre Santo, esa gracia, Señor, esa salvación a cada vida que lo necesita, Señor amado. Regala, Padre Santo, gracia en las palabras de mi hermano pastor para poder llegar ahí donde solamente tú puedes, Señor Jesús. Ahí donde solamente tu palabra, Señor, puede romper cadenas, Señor Jesús. En tu nombre poderoso, Padre Santo, depositamos todas nuestras necesidades en tus manos, mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. In piedi come stiamo, fratelli, leggiamo la parola di Dio. Oggi il tema della nostra dottrina, del culto di insegnamento, è la lettera di Paolo ai Romani, capitolo 7. Dopo Atti degli Apostoli viene la lettera di Paolo ai Romani. Settimana scorsa è stata una... Che parola Dio ci ha dato? Romani 7. Ogni settimana leggiamo un capitolo sta essendo proprio una immersione su questa lettera, non mi viene. Dio ci sta dando proprio delle parole forti, potenti. Avete trovato la lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 7. Dice così la parola del Signore. Ignorate, fratelli, perché parlo
a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti, una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito, ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge e operavano nelle nostre membra, portando frutto per la morte, ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece colta l'occasione per mezzo di questo comandamento. Ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morì. E trovai che proprio il comandamento che in funzione della vita risultò essere motivo di morte. Infatti, il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia, anzi è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti, il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo,
nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Amen. Preghiamo, fratelli, per la raccolta delle decime e delle offerte. Non siate costretti a farla. Noi che siamo membri della Chiesa sappiamo la nostra responsabilità. Voi che ci visitate siate liberi per adorare al Signore come volete, d'accordo alle vostre condizioni, con gioia, non costretti. Amen. Che Dio benedica ognuno. Ringrazio per la cura che avete per l'opera del Signore. La Bibbia dice che Dio ama un donatore allegro, sì o no? Quindi che se facciamo con gioia per gloria di Dio. Preghiamo al Signore stasera e dopo facciamo la raccolta e ministriamo la santa parola del Signore. La sorella Milvia, vorrei invitarla a fare questa preghiera. Pace a tutti. Amen. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sostieni la tua Chiesa e la fai prosperare, Signore. Ti chiediamo di aiutarci a donare perché questo progetto tuo, Signore, sia portato avanti. Ti chiediamo, Signore, di dare a tutti la possibilità di offrire per fare crescere la tua Chiesa, per farla espandere, Signore, perché tutti possano conoscerti. Signore, grazie che ci hai permesso di conoscerti. Grazie, Signore. Sia benedetto il tuo nome. Amen. Accomodatevi. Oggi abbiamo gli ospiti. L'ermano come si chiama? Diego. Abbiamo il fratello Diego con noi. Siamo felici con la sua presenza. Diciamo amen. E abbiamo una famiglia meravigliosa che è arrivata qui in Italia e sono venuti apposta per vederci, per trovarci qua a Firenze. Loro vengono dalla mia città, calda, bella e piena di vento fresco, diverso di qua, con acqua di coco verde. E siamo felici con questa famiglia, la famiglia Santiago. Eu quero convidar eles para se colocarem em pé. La Chiesa é felice com a família Santiago. Facciamo così. Amém. Que Dio vi benedica em nome de Jesus. Glória a Dio. E hoje nós apriremo una brecha, perché non facciamo quasi mai questo, ma c'è la Cintia, la Cibele, la Gil e fratello Antonio e o Anderson. E vorrei sentire loro cantare, anche se in portoghese non capirete, però loderemo al Signore mentre facciamo la nostra contribuzione, va bene? Questa famiglia loderà insieme al Signore qua, perché è un privilegio averli qui con noi, sì o no? Hanno attraversato tutto l'oceano per arrivare qua. Più di 14 ore di aereo, non possiamo lasciarli andare senza almeno venire qua, portarci un saluto e lodare al Signore insieme a noi. Amém? Vocês vão vir cantar um hino junto, tudinho junto, em português mesmo. Eles não vão entender, mas não tem problema, Jesus entende. Tem esse daqui, aí vocês vão dividindo. A gente nem sabe falar, né? Mas assim, a paz, né? Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui
para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorar o Rei Jesus Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor. Adorai ao Rei Jesus Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou por aqui com você. Dá um abraço. Gloria a Dio. Conosciamo anche questo in italiano, no? Riuniamoci tutti qua per adorare il nome di Gesù. È così. Meditiamo sulla parola di Dio stasera. Felice perché il Signore ci ha fatto questa coccola di mandare questa famiglia benedetta che sono amici particolari nostri. E per noi è una gioia, un piacere averli qua. Oggi il titolo di questo capitolo 7 ai Romani dice: morti alla legge, serviamo a Dio in novità di spirito, lotta fra la carne e lo spirito. È una lotta che noi viviamo quotidianamente, sì o no? Sappiamo che questa lotta è purtroppo continua finché il Signore o verrà o ci porterà con sé e finirà in quel momento. Paolo, quando ha scritto a Timoteo, ha detto: ho combattuto il buon combattimento. Lui parlava sempre di un combattimento, di una guerra, di una lotta. E lui rivelava, essendo proprio un apostolo, che nel suo corpo aveva una debolezza, perché lui si rendeva conto quanto carnale era. Perché di più che noi veniamo in chiesa, che studiamo la parola, che preghiamo, non possiamo dimenticare che viviamo ancora in un corpo di carne e ossa. E quindi questo corpo è ancora dominato e soggetto al peccato. Paolo ha scritto ai Galati che l'unico modo di avere il controllo su questo è cercando lo spirito, è mettendo lo spirito a combattere contro la carne. Quindi noi umanamente non riusciremo a vincere il male che abbiamo nel nostro corpo. Non esiste una soluzione per la nostra carne, se non lo Spirito Santo. Paolo ha scritto ai Galati, capitolo 5, ho portato anche questo consiglio nella preghiera del mattino.
versetto 16 dice, Galati, capitolo 5, versetto 16, 17 e 18. Or, io dico, camminate secondo lo spirito. Fate attenzione, questo spirito non è uno spirito con la S piccola, perché esiste lo spirito dell'uomo e esiste lo Spirito Santo. Quando dico lo spirito, quando Paolo si riferisce qua, non si riferisce allo spirito dell'uomo, perché l'uomo non vincerà l'uomo, ma lo spirito vincerà la carne. Allora, lui dice, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ossia, noi non facciamo quello che vogliamo. Perché non facciamo? Perché o siamo dominati dalla carne o siamo dominati dallo spirito. Comunque saremo sempre dominati, sì o no? Ci sono persone che non vogliono questo dominio. È qui la chiave, Priscilla. Ci sono persone che non vogliono questo dominio. Le persone non desiderano essere dominati. Chi vuole essere dominato? Soggettato. Chi vuole? Principalmente in Europa, nei paesi di primo mondo, parlare di soggezione, di sottomissione, di imposizione, no. Sentiamo sempre qui questa parola. Siamo liberi. Ma questa libertà che parliamo non è la libertà che lo Spirito vuole per noi. La libertà che lo Spirito Santo vuole per la nostra vita è la libertà dove noi non siamo più soggettati alla nostra carne, al peccato, ma allo Spirito Santo. E quindi saremo sempre soggettati o soggetti. Sempre. Questa idea di una libertà non esiste, è falsa. Questo ragionamento non è che in Cristo noi non siamo liberi, ma se non seguiamo quello che ha detto Lui, io sono libero per scegliere quello che voglio, va bene, o tu sarai sottomesso a Cristo o tu sarai sottomesso al peccato, ma tu sarai sempre soggetto, sottomesso, condotto. È vero che il Signore ci ha dato libero arbitrio, sì o no? Ma questo libero arbitrio è di scegliere a chi servire. Ma a qualcuno serviremo. A volte non conosciamo a chi serviamo. Non ci rendiamo conto a chi serviamo. Ci sono persone che vivono in un paese di fantasia, pensando così, perché io non sono cristiano, ma io non è che servo al peccato, non mi drogo, non faccio questo, non faccio quell'altro. Ma scusa, peccato è solo questo? Allora capiamo cos'è peccato. Peccato è tutto che produce la carne. E l'opera della carne è, versetto 19 di Galati, capitolo 5. Quali sono le opere della carne? Ma pastore, tu hai già detto, io ripeterò e non sarà mai sufficiente. Tutti i giorni la nostra carne ha bisogno di essere esposta.
perché lo spirito là soggetti, perché se no ci dominerà. E è un pericolo il dominio della carne, perché il dominio della carne ci porta all'inferno. Ma cosa buona è essere dominato dallo? Non vi sento, dallo forte, voi che siete a casa, dallo Spirito Santo. È Lui che ci porta. Alleluia. Quali sono le opere della carne? Ah, ma io non mi drogo, io non faccio questo, ma io non esco con le donne. Ma va bene, allora vediamo quali sono le opere della carne. Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza. Io non faccio niente di questo. Allora seguiamo. Idolatria, magia. Ah, ma neanche questo faccio. Ah, allora, inimicizie, contese, e comincia. Gelosie, ire, risse, divisioni, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, gosoviglie, e solo questo no, è tutto che è simile a questi. E Paolo dice quello che ho detto. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Se non andrà il regno di Dio, dove andrà? Ma io devo mascherare la realtà? Esistono due vie. La via di Dio e la via del diavolo, che è la via dell'inferno, dove lui andrà, finirà. Pastore, ma io sono qui per ingannare. Fratelli, siamo agli ultimi tempi. Se io non dico qua la verità, chi vi dirà la verità? E Satana vuole coinvolgerci dicendo: ma tu sei un bravo uomo. Qui esiste una bugia, che uno chiama l'altro di bravo e non c'è bravo. Questa è una bugia. Paolo, che era un grande apostolo, ha detto: il bene che volevo fare non ho fatto, perché il male mi controllava. Allora, vedete, Romani 7, versetto 18. Versetto 19. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Dove sono i bravi qua? Questo versetto, sciogli questa parola. Spezza questa parola bravo. Spezza. Non so se qui c'è un giudice. Quando una persona entra in chiesa, io non domando qual è il tuo mestiere, cosa tu ti occupi, non mi interessa. Perché la parola ci mette tutti allo stesso livello, né forti né deboli, siamo tutti uguali, dipendenti dal Signore. Questa parola spezza questa idea di bravo, in gamba, capace, non esiste. Siamo tutti deboli, siamo tutti peccatori, che abbiamo bisogno di chi? Di Gesù Cristo. Versetto 25, Paolo scrive: io rendo grazie a Dio per mezzo di chi? Di Gesù Cristo nostro Signore. Sabe perché Paolo ha detto questo?
Fratelli, sembra che io sto vedendo lui con quella soddisfazione, triste per la sua condizione umana, perché era un uomo che cercava la perfezione, ma tutti i giorni sbagliava. Non esiste peccato piccolo, un peccatino e un peccatone. Tutto è. Quindi qua non esiste un dito dicendo tu sei il peccatore, tu sei l'adultero, tu sei il bugiardo, tu sei il geloso. Non esiste un dito. Esiste il Signore fra noi. Daramanto ite riga subria. Esiste il Signore fra di noi che non ha bisogno nemmeno di parlare. La sua presenza ci costringe. Vediamo che la presenza di Dio ci costringe? Leggiamo. Isaia, capitolo 6. Isaia, capitolo 6. Dice così la parola di Dio. Isaia 6. Nell'anno della morte del re Usia, io vidi il Signore assiso sopra un trono, alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Sa qual è l'espressione che Isaia usò qua? Sabaoth, il Signore degli eserciti. Quindi la presenza del Signore nella vita di Isaia cosa ha fatto? Lo ha costretto. Quando lui ha visto, c'è la voce del Signore che gli diceva: tu sei un peccatore, tu hai le labbra impure. Ha detto il Signore questo a lui? Ha detto il Signore? Non ha bisogno, perché la sua santa presenza ci costringe e ci fa capire che noi davanti a Lui, davanti alla sua santità, non siamo quei bravi che il mondo ci vede. Non siamo i forti che il mondo pensa, che i figli pensano, ma il babbo è forte, la mamma è forte. Davanti a Lui non esiste questo ragazzo è in gamba, perché vediamo la nostra umanità. Tocca in te. Di cosa sei fatto? Mica non sei un angelo, uno spirito. Siamo fatti di carne, e questa carne è corrotta. Ma Paolo parla nel capitolo 7, come ho detto settimana scorsa, lui apre la strada della grazia ai Romani. Lui apre la strada della possibilità ai Romani, perché per loro sembrava che finiva lì,
finiva com una condanna o con una assorzione. Se tu non sei bravo, sei condannato. È questa la legge del mondo. Se tu non sei bravo, tu non fai parte di questo gruppo. Se tu non sei bravo, tu non sei incluso. Se tu non sei bravo, tu perdi la famiglia. Tu sei abbandonato. È così o no? Ma con Dio non è così. Leggiamo la parola. Matteo. Matteo capitolo 15. Versetto 21. 15-21. Poi Gesù, partito di là, si dirisse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendogli: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele? Ella però venne e l'adorò, dicendo: Signore, aiutami. Ma egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella disse: sì, Signore. Però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose dicendo: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. Dov'è qui? Gesù dicendo: no, non ti ascolto. Anzi, lei, non essendo giudea, ha ricevuto pure dal Signore non è per la persona, per la cultura, perché anche lei era peccatrice, anche lei, ma il Signore non l'ha mandata via. La presenza del Signore, fratelli, è fra di noi. Diceva stamattina, quando il figlio prodigo è tornato a casa, il babbo non ha domandato a lui con cosa tu hai speso i soldi, cosa tu hai fatto. Non ha chiesto giustificazione, perché il babbo sa di ogni cosa. Quindi di che cosa ci nasconderemo davanti al Signore?
Di che cosa ci nascondiamo? Se tutto davanti a Lui è nudo, trasparente. Non è un tessuto, non è un velo, non è un lenzuolo, non è un qualcosa che sia sopra di noi. Paolo apre qua un discorso di speranza, perché la grazia è speranza. Quel ragazzo peccatore, questa donna, non avevano possibilità di tornare al Padre, al Signore, non avevano possibilità di avvicinarsi. E quante volte noi ci sentiamo così, indegni, e lo siamo. La grazia non toglie la nostra indegnità, la nostra mancanza nel nostro peccato, ma la grazia ci possibilita di fare come questa donna. Ella però venne e l'adorò. La grazia non toglie chi siamo, ma la grazia ci possibilita di dimostrare chi possiamo essere con l'aiuto del Signore. De mantui le borigassè. Lui è grande. Lui parla qua, Paolo parla di sé, del modo che si trovava, nella condizione che si trovava. Diceva prima, fratelli, o noi eravamo bravi davanti agli altri e quindi eravamo assorbiti, salvati, perché la legge per loro era la salvezza. Se obbedissero alla legge, allora erano salvati, sì o no? Ma è così? È Dio che era la propria legge. Loro cercavano di essere bravi a Dio e agli altri. Facevano preghiera alta, in alta voce. Non è che non possiamo fare. Ci sono persone che prendono questi versetti e vogliono costringere gli altri a essere come così. No, ognuno ha il suo modo. Questa donna gridò, aiutami! Lei ha il suo modo, sì o no? Il Signore l'ha risposto no. Ognuno ha il suo modo e noi non dobbiamo condannare nessuno. Ma la Bibbia dice che se non era bravo davanti alle persone, tu eri condannato. E quindi i farisei, i giudei, tutti cercavano di vestirsi con i vestiti come erano, di fare tutti i riti come dovevano, ma per presentare a chi? La maggior parte era per presentare alle persone. Avevano uomini pii, avevano. Non è che sto escludendo questo, non possiamo dire di no. Avevano uomini pii, però la legge spingeva loro a dimostrare agli altri. Sa qual è il momento più facile di pregare? Quando siamo insieme, perché una persona costringe altra. Perché ma Victor sta a pregare e io sarò qui a fare niente. No, io pregherò pure. È così o non è? Siamo costretti a fare. E ci sono persone che sono costrette a fare
perché fanno per impressionare gli altri, per dire qualcosa, per dimostrare qualcosa. Non è così. La preghiera collettiva è la continuità della preghiera particolare. Io quando prego sulla TV, davanti alla camera, io non mi ricordo che c'è la camera. È come se io entrassi nella mia cameretta, perché sento la sua presenza. La grazia è questo, è di non dipendere dagli altri per essere salvati. Non dipendiamo dai giudizi degli altri che ti misurano, che ci valutano, che ci dicono chi siamo tramite le nostre azioni. È vero che l'albero si conosce per il frutto, ma non è perché io non sto bene oggi che sono così un albero cattivo. C'è il Signore. Amen? Io finisco questa parola dicendo c'è il Signore. Lui poteva ritirarsi di qua, ma Lui ci ha dato l'esempio. È seduto fra i peccatori, ha mangiato con i lebbrosi. Ah, ma Gesù ha compiuto tutta la legge, sei sicuro di questo? Lui ha compiuto tutta la legge, ma la legge non ha frenato la sua potenza salvifica, liberatora, trasformatrice. E Gesù è venuto per salvare, non per giudicare. Io voglio essere in piedi, Signore amato, come un vaso nelle mani del vasaio. Prende la mia vita e la faccia di nuovo. Io voglio essere un vaso nuovo. Io voglio essere, Signore amato, come un vaso nelle mani del vasaio. Prende la mia vita e la faccia di nuovo. Io voglio essere un vaso nuovo, come tu vuoi, Signore amato. Tu sei il vasaio e io il vaso. Spezza la mia vita e la faccia di nuovo. Io voglio essere, cosa? Padre, in nome di Gesù, vogliamo ringraziarti per questa sera benedetta nella tua presenza. Come Paolo ha detto, che possiamo camminare in novità di vita, sottomessi, soggettati allo Spirito Santo, la guida della nostra vita, e che ci farà arrivare davanti a te, perché sei tu lo Spirito Santo, sei tu Spirito Santo, la nostra forza, il nostro sostegno,
Sei tu che ci fa capire gli sbagli, che ci fa versare la nostra passione e chiedere perdono. Oh Signore, perdonaci. Guarisce e saremo guariti. Ci guarisce e saremo guariti. In nome di Gesù, continua con il tuo popolo. Benedici la tua opera. Benedice chi è a casa, chi è qui presente. Vogliamo darti gloria e onore in nome di Gesù nostro Signore. Amen e amen. Che Dio vi benedica. Un abbraccio, 1, 2, 3. Non mancate, giovedì alle 7 abbiamo lo studio e la preghiera. Quindi non mancate, se Dio vuole, giovedì prossimo parleremo capitolo 8 ai Romani. Va bene così? Dio vi benedica. Domani abbiamo la preghiera alle 5, non mancate, e domenica alle 10:30 abbiamo lo studio biblico. Sabato mattina abbiamo evangelizzazione, ok? Evangelizzazione è la nostra, fatela, se è la nostra priorità, fatela. Vi aspetterò per l'evangelizzazione, faremo qui a Porta al Prato sabato, ok? Quindi vi aspetterò in nome di Gesù. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi e per sempre. Noi diciamo